tomorrow. Seems to me, girl, you know I've done all I can. You see a big stone and I borrow. Yeah. Ooh, that's why I'm easy. Like Sunday morning. E siamo tornati, è sempre domenica qui dagli studi di Tele Europa Network. Insomma, sono ancora orfana di Cataldo Calabretta, ma non vi preoccupate che fra poco torna, insomma, anche se lo abbiamo poi nei nostri contributi video e saranno tantissime le rubriche, gli ospiti di questa lungo pomeriggio insieme qui a È sempre domenica. Prima ospite non poteva che essere la nostra Linda Suriano, ospite fissa. Benvenuta! Ciao! Carly Fashion Agency, produttrice appunto di questa trasmissione. Noi insomma da Miss Italia poi ci siamo allargati alla domenica. Certo. Sediamoci, dai! Don't be afraid to catch fish. Ride your cup and chase thrills with me. Allora Linda, come sta andando? Seconda puntata, l'esordio l'abbiamo già fatto. Guarda bene, anche perché poi, come tu sai, per noi è una novità, non tanto la televisione, perché poi noi magari con il programma appunto di Miss Italia in Calabria l'abbiamo sempre fatto, però come produzione poi è la prima volta, per cui c'è anche sempre tanta emozione, no? Beh, poi insomma abbiamo fatto una bella sfida insieme al nostro Cataldo Calabretta, che poi insomma è un volto oramai noto, nazionale, quindi però calabrese doc, e quindi ha voluto tornare qui in Calabria e appunto raccontare con noi e cercare di fare un bel prodotto insomma da qui, dal territorio, lui ci ha con un tenuto respiro tanto, però nazionale, perché avremo anche tanti ospiti nazionali sì, in queste puntate di È sempre domenica. Senti, però io volevo partire proprio da te, no? Da Linda, perché insomma tu sei la più giovane agente regionale di Miss Italia e il tuo diciamo vissuto parte e ha inizio proprio da questo concorso nel mondo dello spettacolo. Sì, è vero, perché ho iniziato giovanissima, nel senso che a 15 anni, un po' per gioco, mi trovai a fare un concorso lì al mare, mi trovo lì al Lido, quindi da lì è partito poi l'idea di proseguire e fare comunque, ho iniziato a fare qualche sfilata fin quando poi è arrivato Miss Italia. Non è stata proprio un'idea mia, perché io in realtà la vedevo una cosa, per quanto bella, perché poi come tutte le ragazze della mia età comunque la guardavo in televisione, era un mondo che mi affascinava, però dall'altra parte mi spaventava, quindi sono stati un po' gli altri, che poi la mia famiglia, il mio fidanzato, nonché ora attuale marito, che mi hanno spinto a partecipare. E da lì è iniziato poi il mio percorso, perché nel 2006 ho vinto la fascia di Miss Calabria, poi sono stata a Salsomaggiore, abbiamo fatto 5 dirette da Rai 1 dalle prefinali di Esolo e 4 da Salsomaggiore con Carlo Conti, quindi delle esperienze bellissime. L'unico rammarico è che lì in quel momento io non mi rendevo conto di quello che stavo vivendo. Perché insomma quando si è molto giovani poi in realtà questo tipo di esperienze tante volte si vivono tutte d'un fiato senza riflettere sulle opportunità che poi diciamo che appunto erano un po' i ritmi che comunque vivevi, perché 5 dirette per ragazze che non hanno mai fatto televisione, eravamo in 100 all'epoca, sicuramente non è facile, quindi degli orari assurdi, si dormiva 4-5 ore a notte, per cui io non vedevo l'ora di tornarmene. Forse non avevo neanche la maturità giusta, ma comunque avevo 19 anni, però rispetto ad altre ragazze che erano con me, che erano molto più agguerrite, io ero quella che alla fine forse ci credeva meno. Quindi... Però diciamo, hai avuto una bella esperienza anche come modella, no? Perché hai fatto tanti anni. Sì, ho lavorato poi tanto, anche se sono voluta ritornare comunque in Calabria, ho avuto qualche esperienza fuori, poi ho partecipato a qualche casting, però alla fine ci sono stati degli eventi che mi hanno fatto capire che il mio posto era qui,
nella mia terra, quindi poi Però anche ho deciso sempre nell'ambiente sì, perché da poi operatrice. sì, perché poi ho deciso comunque insieme a mio marito di mettere su questa agenzia che è la Carli Fashion Agency. Abbiamo comunque ragazzi calabresi, donne e uomini, organizziamo tantissimi eventi in giro per la Calabria e non solo, quindi poi le mie soddisfazioni comunque le ho avute anche con loro. Siamo stati a Milano 2 volte con l'agenzia, insomma abbiamo avuto la possibilità di portare la Calabria con la mia agenzia anche fuori, per cui E poi è arrivato Miss Italia di nuovo, 3 anni quindi fa. questa opportunità appunto di diventare agente regionale di questo concorso, non ti nascondo che anche lì, come in tutte le novità, io ovviamente sono quella più paurosa, perché magari Vabbè, un po' di paura ci vuole, sì. no? Perché con la paura poi le cose si fanno meglio. Sì, io all'inizio sono un po' così, però poi alla fine, quando c'è stato l'incontro con Patrizia Mirigliani, abbiamo un po' sciolto il ghiaccio, anche perché io sono molto legata poi alla fine a questo concorso, perché comunque mi ha lasciato un bellissimo ricordo. Senti, lo diciamo che già sono partite la ricerca delle prossime ragazze, così siamo in Sì, chiusura di diciamo questo che momento. il concorso si aprirà con l'elezione della prima Miss dell'anno, che quest'anno comunque sarà un evento in una location bellissima, che ancora però non diciamo, giusto perché l'ufficialità poi la darà Miss Italia. Però per coloro che appunto vogliono partecipare alla Miss 365 basta andare sul sito di Miss Italia, il sito ufficiale, e seguire le procedure per iscriversi. Consideriamo che anche quest'anno per la prima volta la prima Miss dell'anno andrà direttamente alle finali nazionali, quindi chissà, magari sia una calabrese, noi proprio partiamo alla grande. Alla grandissima. Incrociamo le dita, Incrociamo noi le siamo dita. andati bene l'anno scorso, Sì. insomma quest'anno ripartiamo. Ma diciamo che noi stiamo andando bene negli anni, perché abbiamo avuto un quinto posto nel 2016, una fascia nazionale nel 2017 e quest'anno dovrebbe essere l'anno della Miss Italia. dai. Molti sono scaramantici, io lo dico perché comunque è una cosa nella quale credo, quindi noi abbiamo il nostro hashtag. Senti, a proposito di Miss Italia, di Miss, di dive che ci portano fortuna, insomma la nostra Elisabetta Gregoraci ci ha voluto dare l'in bocca al lupo anche nella seconda puntata. Sentiamo. Ragazzi, volevo farvi un grande in bocca al lupo per la nuova trasmissione sempre domenica e mandarvi un bacio grande. La Calabria è nel mio cuore, è la mia terra, la terra dove sono nata, dove ho vissuto e sono cresciuta, dove ho gli affetti più cari, ed è una terra meravigliosa per tante cose. Quindi sono felice di questa nuova avventura per voi e ci vediamo presto. Qualcosa rimane tra le pagine chiare e le pagine scure, e cancello il tuo nome dalla mia facciata e confondo i miei alibi e le tue ragioni, i miei alibi e le tue ragioni. Chi mi ha fatto le carte mi ha chiamato vincente, ma è uno zingaro in trucco. È un futuro invadente, fossi stato un po' più giovane, l'avrei distrutto con la fantasia, l'avrei stracciato con la fantasia. E ora le tue labbra puoi spedirle a un indirizzo nuovo, la mia faccia sovrapporla a quella di chissà chi altro, e ancora i tuoi 4 assi, vada bene di un colore solo, ti puoi nascondere o giocare con chi vuoi, o farli rimanere buoni amici come noi. E grazie al nostro Stefano Battaglia, alla nostra band, grazie. Ma parli Stefano, stai parlando? Sempre. Parli sempre. Parlo, suono, faccio casino.
Vi voglio sentire anche un po' più che Sai che c'è, intervenite. c'ho mal di schiena. Ho capito. L'età, è l'età, Stefano, è Non l'età. è vero. Allora, a questo punto invece ci spostiamo perché c'è un altro, cioè non è un ospite, sono più ospiti. Ecco, adesso li faccio entrare tutti insieme così poi scopriamo chi sono. Libero Teatro, eccoli qua che arrivano. Max Mazzotta, Paolo Mauro. E la compagnia, prego. Salve. Regista, attore, altro attore. Buonasera, salve. Allora, Libero Teatro, ecco, non ho capito, scusate, tutti i maschi seduti e la signora in piedi, ma siete dei Ma non come no, ma veramente, la sedia. non è no, possibile questa vabbè, cosa. Allora, due maschi seduti, una sedia, una signora seduta. Allora, i più anziani seduti, guarda che tu sei più giovane. Sì, Francesco. Commedia all'italiana, Max Mazzotta, siete pronti per questo spettacolo? Ma che Perché però. debuttate il 13 il 13 dicembre, 13 vero? Loro che sono dicembre più giovani se lo ricordano. dell'anno di quest'anno o dell'anno. Non lo so, Max, di lasciami stare. quest'anno. Sì, no, Allora, diciamo siete pronti? Dal 13 al 15, sì, siamo pronti, poi diremo dopo dove, quando, eccetera, lo diciamo subito, no? No, hai deciso No. tu, l'intervista la faccio io. Ah, Max, scusi, scusami. no, no, pensavo ho che- capito. Cioè, lo diciamo subito, il 13 dicembre siete Al PTU. al PTU, al Piccolo Teatro dell'Università della sì, Calabria. nella ecco. stagione dell'università. Nella no? stagione La stagione dell'Università teatrale, della Calabria, sì. va bene. Festival Art, so ok. tutto io praticamente. Certo, lo spettacolo no, del Meridiana cuore, Sud, è Festival mio, Art, insomma, spettacolo. No, la- diciamo chi è il cast. Allora, qui con noi, lo dicevamo prima, c'è Antonella Carchidi, Matteo Lombardo. No, ecco, non c'è, Matteo non c'è. Lombardo Matteo e Alma Lombardo è Pisciotta, li assente. salutiamo. Eccoli. Salutiamo Alma perché, Pisciotta e sono Matteo assenti per altri Francesco motivi, però Rizzo abbiamo invece Francesco in Rizzo piedi, e ok, Antonella e poi Carchidi, naturalmente c'è Max Mazzotta. che chi è? E me ne vado. no, me ne vado. tutte No, le- c'è te ne Paolo devi- Mauro, no, assolutamente. Senti, commedia all'italiana. Avevo voglia di tornare alla commedia dopo aver ripreso Prove Aperte, Giangurgolo, che sono spettacoli diciamo di repertorio. Avevo voglia di scrivere una cosa nuova di commedia, avevo cercato altre cose però non ero soddisfatto. E allora poi a quel punto commedia all'italiana. Ma Paolo Mauro che fa in questa commedia? Paolo Mauro è per caso. No, giusto per capire, volevo capire. Adesso Io Paolo sono- Mauro c'è in sempre, questa- questa è la Passavo dal teatro, dici, che fai? Cioè, Ma prendo un caffè, allora fai allora pure fai questo, via. È così. No, No, ma loro sono la tua troupe praticamente? mancano le altre persone, fanno parte, sì. Sono Ma parte Paolo dello Mauro è spettacolo. l'attore? Paolo Mauro è l'attore, ma fa anche, macchinista, fa anche il macchinista, vogliamo dire cosa fai? Sono segni muti. Io faccio Giovanni Gian Giacomo Rivelli, Detto Lello, Lello. Detto Lello. No, che no, interpreta un attore, ecco, Giovanni Gian Giacomo Rivelli è un attore che interpreta a sua volta un attore nel film Sì. che si chiama Il riscatto. no, si chiama Nanni. Ah no, lui Nanni, Film. sì, il film si chiama Il riscatto. Ah, il film che voi girate Esatto. su diciamo Sì, nella sì, sì. La spettacolo, troupe cinematografica. la troupe, si chiama Il Riscatto. Il riscatto. Cioè, praticamente lo spettacolo viaggia su due dimensioni completamente. Questa piccola bambina ecco, tenera ecco, è la mia figliola, Polly. Polli. Polli, ecco. Esatto. E quindi tu sei Nanni nella... e Polli. Nanni e Polly. Ma i nomi chi li hai scelti tu? È chiaro. Scusa. Ma Invece- lui si chiama Tommy Mix. Io mi chiamo Tommy Mix. Ah, ma tu ci sei in scena? Certo, faccio Ah, il no, regista. pensavo che non ci Io mi chiamo Tommy Pensavo Allora, che no, non ma ci è fossi, ma- pensavo allora, che facevi ma il il regista, discorso è proprio invece fai quello. il regista del regista. Io faccio il regista a tempo perso, a tempo pieno, cioè a tempo perso faccio il regista cinematografico, a tempo perso faccio quello teatrale, quindi cosa mi resta? Non lo so. capito. Domandiamolo a Paolo Però Mauro. c'è un grande aiuto regista. Regista- che- Ah, Gigi. tu sei l'aiuto Gigi. regista. Sì, Gigi, Ma però- sei l'aiuto regista nello spettacolo o sei anche l'aiuto regista fuori dallo No, spettacolo? no, è no, lui è l'aiuto regista nello spettacolo, il suo Ecco. personaggio che si chiama Gigi. Allora, il discorso è questo, che stanno girando un film di commedia all'italiana, ecco perché sennò altrimenti veramente è una... No, se no diventa difficile. No, ecco, ma è un come- po', no, ma- è un po' così. Però dobbiamo dire, è metà cinema, è metà teatro, vabbè, c'è un po', questi due mondi sono un po' insieme. Ma di la verità che l'hai fatto perché tu in realtà hai fatto il regista cinematografico. Vabbè, ecco, allora, con ecco. Fiabeschi e quindi da Ma quell'esperienza sicuramente se è rimasto. se nella mia vita non avessi fatto cinema, è chiaro che non avrei mai potuto scrivere o pensare di fare uno spettacolo teatrale sul cinema. È chiaro che è sul cinema, sicuramente, è su
lo spettacolo ha tante sfaccettature. Diciamo che la voglia è quella di far ridere, questo sicuramente, cioè di far divertire, ecco, adesso Ma diciamo che è una troupe sgarrupata. Sì, Vogliamo più o meno dirlo? sgarrupata, Perché sì, secondo possiamo me lo è. se vogliamo- Conoscendo Ma Max guarda, Mazzotta, proprio sarà un po' no, con sgarrupata. alti principi, un po' sgarrupata, ma c'è sotto una, come dire, un grande, la spinta che ha questo Tommy Mix è questa rivalsa, questo riscatto appunto della commedia all'italiana, che poi non è semplicemente far ridere, c'è quel pizzico di amarezza, di umanità che noi abbiamo insegnato, diciamo, agli americani a fare la commedia. Certo, certo, adesso è ci vero. stanno pure superando dal punto di vista proprio, anche se loro poi dopo i finali le esagerano sempre, fanno sempre questa cosa, diciamo, Ma c'è il ruolo del all'americana. produttore, il famoso produttore. Il con produttore, cui- ecco, hai nominato No, una cosa perché molto siccome difficile. io di cinema un po' me ne occupo, poi il problema è sempre il Ma produttore. abbiamo Ma- anche un direttore della fotografia. Certo, abbiamo tutti... Mo che diciamo- c'entrava il direttore? No, perché mancano delle persone. No, voglio dire. Aspetta. No, aspetta, Perché mi svii la spiega. discussione? No, perché Ma lui, io vedo vado- produttore, direttore, lui è fatto No, così. parliamo del Appena produttore, senti- scusa. Allora, il produttore, devi capire una cosa, che allora, in questo spettacolo alcune figure ci sono e si vedono, altre ci sono e non si vedono, altre non ci sono. Non ti parlo di quelle che non ci sono proprio, perché Vabbè, è inutile che quelle la ne lasciamo parliamo, ma di quelle che ci sono e non si vedono, ecco, diciamo che Il il produttore produttore. fa parte di queste È, figure. è un'anima che Sì, diciamo, anche perché il cinema è fatto di tantissimi addetti ai Mm. lavori, se avesse dovuto fare un film veramente su tutto il cinema a livello tecnico... Quindi il cioè, produttore è, diciamo, una scimmia sulla spalla che voi avete, però che il non si produttore vede. è più di Loro una dicono scimmia, di sì, proprio- sono con- è un gorilla sulla spalla il spalla. produttore. No, è il discorso che ho dovuto fare i conti con altri spettacoli, cioè con Prova Aperte per esempio, un Sì. altro spettacolo che parla di teatro, eccetera, questo parla di cinema. È normale che mettendo di fronte due cose che sembrano diverse ma che in un certo modo possono sembrare, diciamo, uguali, ma invece sono diverse, allora è chiaro che dare tutta come dire, il peso specifico di un significato di una commedia sul produttore, no, che magari No, può sto essere- guardando loro no, due che ti guardano e non hanno capito niente. No. Perché noi- Non hai detto. noi siamo No, venuti non per- si no, seguono dico, proprio. no, dico, siamo venuti no, fondamentalmente per dare fastidio. fastidio, quello è chiaro. Poi- No, perché diciamo in Prova Aperte Certo. c'è un direttore del teatro che produce, che allora qui... Ma il film alla fine si fa? no, il punto è proprio questa questo. è la domanda. Il punto è che questo. Infatti, no, Questa è la manteniamo domanda delle domande. Certo, sospesa. Cioè noi ci auguriamo che la gente venga a teatro per Bravi. capire se il film si farà o meno, già non sia un Bravissimo, successo. cioè, quindi commedia all'italiana, se volete scoprire se questo film, perché lo spettacolo si fa, Lo spettacolo- però se il film, se il film Esatto. si farà, o meno, O meno. questo bisogna andare a vedere lo spettacolo Amleto, che si fa che si sicuramente dal 13 al 15 alle 20:30 PTU. Allora, io Teatro, Paolo Mauro, piccolo teatro teatro unica. ma che sei venuto a fare tu? No, lui no, salutarlo. io l'ho detto a lui, No, perché a noi fa piacere essere intervistati Stati da una bellissima ma che dico? giornalista di Milano. Oh, Sei un farabutto. che si chiama No, vabbè, tu non lo scherziamo. sai, è una cosa nostra. Ah, è una cosa Va vostra. bene, però ricordiamo il cast: Antonella Carchidi, Matteo Lombardo, Paolo Mauro, Alma Pisciotta, Francesco Rizzo naturalmente, Max Mazzotta, regista e attore. Sì, voglio ringraziare Libero Teatro, Certo. tutti quelli di Libero Teatro, perché ovviamente senza Libero Parte Teatro era tecnica impossibile pure, fare. Gennaro, Gennaro, Iris, Ilaria, eccetera, eccetera. Vabbè, eccetera. voi siete un gruppo che sono 20 anni Sì, Ecco. il prossimo anno mi sa che siamo in odor di festeggiamenti. in odore di Sì, sì, sì. Va bene, quindi ridiamo l'appuntamento Commedia all'Italiana al Piccolo Teatro dell'Unica il 13, 14 e 15 dicembre all'interno 20 del e 30. cartellone dell'Università della Calabria, Sì, sì. cartellone teatrale, Commedia all'Italiana. Meridiana Sud. Non si sa se questo film si farà. Grazie a Max Allo Mazzotta, Paolo spettacolo sì. Mauro. Ciao Grazie, ragazzi. Grazie. E adesso un po' di pubblicità e poi torniamo subito a È sempre domenica. Don't be afraid to catch feels. Ride your cup A and questo punto lanciamo invece la rubrica dedicata alla salute, alle gambe sempre in forma. Il nostro dottor Elia Diaco, medico angiologo presidente regionale della Società Italiana di Angiologia e Patologia Vascolare, ci racconta un po' in questa rubrica come tenere le gambe in forma. Oggi parleremo di come curare le vene varicose. Le vene varicose che un tempo venivano
curate attraverso la chirurgia, attraverso un intervento classico, quindi attraverso la sala operatoria, lo stripping delle vene, l'anestesia, il taglio. Ora tutto questo non avviene più, perché esiste, come in molti sanno, perché abbiamo fatto una campagna veramente importante per promuovere questo tipo di metodo, esiste un metodo innovativo che elimina queste branche varicose e le vene varicose senza taglio e senza anestesia. Questa nuova tecnica si chiama scleroterapia musco-ecoguidata. Si ottiene in ambulatorio e non in sala operatoria, quindi senza bisogno di alcun ricovero, senza bisogno di alcun taglio, e iniettando all'interno della vena, attraverso l'aiuto di un ecografo, la schiuma, si provoca una flebite chimica. Questa flebite chimica fa sì che la vena diventi dura per un certo periodo, bisogna indossare una calza elastica, fare una terapia con eparina a basso peso molecolare per un certo periodo, e dopodiché la vena va via, si provoca all'interno della vena si provoca una fibrosi e fa sì che questa vena scompaia. Quindi l'intervento chirurgico è solamente qualcosa che si fa per le vene molto grandi che superano i 3 cm, ma per le vene e le branche varicose con un diametro intorno ai 2, massimo 2,5 cm si può attuare questa nuova tecnica che, ripeto, si fa in ambulatorio, senza taglio, senza anestesia, e si ottiene dei risultati immediati senza alcun tipo di ricovero. E allora, grazie al nostro Elia Diaco, il nostro angiologo, continuiamo a parlare di medicina, di benessere, di servizi importanti appunto, ne parliamo sul territorio e ne parliamo con il dottor Manfredi. Buonasera, salve, benvenuto. Allora, siamo con appunto il responsabile assistenza domiciliare ASP di Catanzaro, un servizio importantissimo quello dell'assistenza domiciliare per i pazienti affetti da malattie, ecco, però mi spieghi un po' questo servizio, in che cosa poi insomma, sì, diciamo che si organizza, ecco. Volendo dare una definizione così abbastanza sintetica, le cure domiciliari in fondo cosa sono? È un insieme coordinato di interventi di natura sociale oltre che sanitaria che si realizzano a favore di soggetti non autosufficienti o fragili cosiddetti, quindi soggetti per lo più anziani, ma non solo anziani, ovviamente con malattie croniche, ovviamente attività che vengono svolte al domicilio, perché poi la finalità è sostanzialmente quella di cercare di mantenere questi soggetti il più a lungo possibile nel proprio contesto di vita. Sì, c'è comunque dal punto di vista psicologico è importante per un paziente riuscire a rimanere nella propria casa. Certo. E cercare di evitare appunto la degenza o le lunghe degenze. Certo, è un nelle strutture, no? È un fatto di per sé intuibile, ma ci sono degli studi che dimostrano come effettivamente poi il soggetto preferisce essere curato a domicilio, quindi domicilio che diventa ambito di cura privilegiato. Ecco. Va detto che le cure domiciliari un po', giusto per dare una definizione, oggi per esempio si utilizza un termine ADI, no? Quando si parla di cure domiciliari è entrato un po' nel linguaggio comune questa terminologia, che poi non sarebbe altro che l'acronimo di assistenza domiciliare integrata. Però le cure domiciliari sono un insieme di attività, un insieme di tipologie, diciamo, quindi la stessa ADI non è altro che un sublivello nel più complesso sistema di assistenza domiciliare, che vanno da forme molto semplici. Non so, pensiamo a quella che viene definita l'assistenza domiciliare programmata, che sarebbe poi la visita che il medico di medicina generale fa al domicilio per quei pazienti che non riescono a raggiungere lo studio medico, e allora si reca lui in maniera programmata, per arrivare però a forme anche più complesse. Penso per esempio alle cure di fine vita, le cosiddette cure palliative domiciliari, o forme di assistenza per quei malati, pensiamo per esempio alla sclerosi laterale
amiotrofica, la cosiddetta SLA, no? O anche non so, agli stati di minima coscienza, i cosiddetti stati vegetativi, dove praticamente per mantenere questi pazienti c'è una richiesta di un'alta intensità di assistenza e il supporto anche di E quindi l'ASP di elettromedicale. Catanzaro, per quanto riguarda i soggetti appunto affetti da SLA, insomma, Sì, sta diciamo, lavorando in un certo modo, insomma, rispetto al resto del territorio. Sì, l'ASP, diciamo, è una di quelle ASP un po' più fortunate, perché di fatto l'ASP di Catanzaro, perché purtroppo diciamo che la rete ancora assistenziale per questa grave patologia è abbastanza carente. Però per esempio nella realtà catanzarese insiste una struttura residenziale in mano ai privati, chiaramente con cui l'ASP ha contrattualizzato, che garantisce il ricovero, diciamo così, anche per lunghi periodi di tempo per i pazienti che necessitano dell'assistenza nella fase proprio residenziale. Ma quest'anno abbiamo allargato un po' la rete andando a, come dire, a prevedere anche l'assistenza domiciliare. Quindi, come avviene l'iter autorizzativo per il ricovero e per le cure domiciliari appunto per questi pazienti? sì, diciamo che il modello organizzativo, definiamolo così, è simile, quindi per tutti gli accessi alle cure domiciliari, comprese la SLA, diciamo, c'è una procedura che prevede intanto un accesso univoco al sistema curante attraverso i cosiddetti punti unici di accesso, proprio nella logica di una medicina non più centrata sulla malattia, ma appunto con al centro la persona e quindi la famiglia della persona malata. Lo sforzo che stanno facendo i servizi sanitari e quindi anche quelli, diciamo, regionali e le ASP è quello di creare delle condizioni per cui l'assistito non debba essere lasciato solo in questo labirinto, no? Certo. di servizi, dove veramente la frammentazione poi si rischia di sballottarlo da un servizio all'altro, creando un notevole disagio in situazioni già di per sé abbastanza complesse, come è facile immaginare. E quindi praticamente c'è questo accesso, di fatto esiste uno sportello, il PUA, che in senso figurato è proprio la porta di accesso ai servizi sociali e sanitari, che viene costituito all'interno dei distretti, che sono delle macroarticolazioni, diciamo, delle aziende, e qui si reca il cittadino facendo una richiesta di accesso al servizio. A valle c'è intanto un'iniziale presa in carico con una decodifica, diciamo, dei bisogni iniziali, e poi l'affido ad una equipe multiprofessionale fatta da vari professionisti sanitari, ma non solo, che definisce il cosiddetto piano assistenziale, per cui nel caso per esempio c'è necessità, no, di un passaggio ad un livello assistenziale residenziale, di fatto si definisce il PAI e si autorizza poi l'affido alla struttura. Ringrazio il dottor Manfredi, appunto responsabile dell'assistenza domiciliare ASP di Catanzaro, perché ci ha raccontato appunto il servizio importantissimo per i cittadini, e a questo punto io mi sposto perché invece parliamo di bellezza e quindi ci occupiamo di hair stylist. La nostra Mena, la nostra bella Riccia ci racconta un altro... Buongiorno, buonasera, non lo so, io sono dentro questo studio, non so adesso se c'è giorno o c'è notte in questo momento, però insomma raccontaci un po', parliamo di capelli, di che cosa parliamo oggi in particolare, di acconciature, di cosa? Dimmi, che c'è questa bella Maria Assunta qui. Sì, Maria Assunta qui. Noi parliamo oggi praticamente dei nuovi mood per l'anno 2018, sì. Quindi nuovi colori, nuove tendenze. Io comunque preferisco che ne parli Serena, che è una delle nostre stiliste responsabili del gruppo Jonathan, che ci spiega effettivamente come ottenere questi risultati. Ok, vai Serena. Bene, buonasera a tutti. Insomma, come diceva Mena, il mood di questo inverno, insomma, a noi ci piace sperimentare, quindi abbiamo creato appunto su Maria Assunta, su questa capigliatura bella bionda, insomma, giù delle schiariture molto naturali a mano libera e sopra abbiamo delle schiariture molto più nette, in modo tale da creare un effetto quasi sinergico, in modo che non si vedano queste due... Gli dona moltissimo tra l'altro questo biondo, sì, a Maria Assunta, è molto luminoso, quindi è un... Non ti sei girata con questo sguardo da diva?
Allora, no, e quindi praticamente è È una sinergia, tecnica. sì, di due tecniche, perché a noi piace sperimentare, quindi abbiamo creato questa tecnica in modo tale da anche fare qualcosa di diverso e tendere comunque ad avere sempre il passo con i tempi. Senti, ma il famoso chatouche, no? Che tutte quante vogliono questa sfumatura dal colore naturale verso il biondo, in realtà qua è completamente diverso il concetto. No, perché lo chatouche lo possiamo vedere sulle sue lunghezze soprattutto, perché nasce da una simulazione della schiaritura solare e tutto ciò che viene dalla natura noi lo simuliamo nella nostra filosofia. Quindi come se fossero sbionditi dal sole e dal ecco, mare. Che è il sogno di tutte le bionde, però in realtà poi dobbiamo andare dal parrucchiere. E quindi da questo nasce lo chatouche, semplicemente. Grazie alla nostra Serena, alla nostra Grazie, Mena, grazie a insomma voi. bella Grazie a idea, voi. bella tecnica, questo è per le bionde però, poi parliamo anche delle more nella prossima puntata. Grazie Senz'altro. alle nostre hairstylist, invece io do adesso invece il spazio a Liviana Mirarchi, la nostra influencer dall'atelier di San Giovanni in Fiore. Lei ci racconta e ci dà qualche consiglio per le giovani spose, quindi attenzione voi che vi dovete sposare, ecco, voi giovani spose che vi dovete sposare, perché c'è qualche consiglio dalla nostra Liviana Mirarchi. Poi se volete scrivere, blog, social, lei c'è sempre e vi risponderà. Sentiamo questo contributo. Bentornati nel nostro atelier e una volta soldato che dovete scegliere un atelier di fiducia, fissate un appuntamento. Come recarvi al vostro appuntamento? Io intanto consiglio un massimo di 5 persone, scelte con oculatezza fra le persone che vi conoscono meglio, la mamma, l'amica del cuore, una sorella. Recarsi in atelier con un codazzo di amici e parenti destabilizza anche la ragazza più decisa e rischia di far perdere di vista l'obiettivo principale dell'abito, che è quello di scegliere un abito che sta bene e che vi faccia sentire bene. L'abito deve rispecchiare il più possibile l'indole della sposa. Abbiamo spose romantiche, spose trasgressive, sexy, sofisticate. L'abito deve rispecchiare voi. Io dico sempre alle mie spose, dovete essere vestite da spose e non travestite. Quindi l'abito vi deve far star bene. Ecco perché io consiglio di portare sempre le persone più affidabili accanto a voi. Una volta fissato l'appuntamento, spiegare con calma all'addetta alle vendite cosa volete raggiungere e come lo volete raggiungere. Quindi la location è fondamentale anche la chiesa. La chiesetta di campagna, la chiesetta a ridosso del mare è diversa da un duomo, da una cattedrale, da una abbazia che hanno navate di largo respiro dove potrete recarvi con strascici principeschi. Però questo è fondamentale che l'addetta alle vendite lo sappia. Ma come conciliare la duplice anima della ragazza che vuole essere principessa per un giorno e nello stesso tempo essere una ragazza contemporanea che salta fino alle 4 del mattino? Beh, in questo campo vi viene incontro uno che è la tendenza dell'anno, del bridal dell'anno, del wedding, gli abiti trasformabili. Che cosa sono gli abiti trasformabili? Sono abiti che vi permettono un ingresso trionfale in chiesa con code chilometriche piuttosto che con gonnelloni principeschi e poi si trasformano nel corso della giornata. Di solito sono abiti a sirena con una coda lunga piuttosto che abiti corti con un gonnellone sontuoso. E questi abiti vengono incontro a questa doppia anima della ragazza. Questo può introdurre l'argomento della prossima puntata, ma il mondo del wedding risente degli echi della moda? E per questo vi aspetto la settimana prossima. Godetevi la vostra esperienza d'acquisto. Don't be afraid to catch feels. Raindrops up and chase Dalla nostra Liviana adesso parliamo di cinema e siamo con un ospite che fa parte di un collettivo che è Rete Cinema, Pierluigi Sposato. Benvenuto. Ciao, ciao. Come stai? Tutto bene, tutto bene. Allora, non potevamo che parlare di cinema, insomma, e Buona quando domenica si a tutti, parla, assolutamente, quando si parla di cinema in Calabria si parla di giovani, no? Registi, videomaker. Voi avete creato un vero e proprio collettivo qualche tempo fa
e un gruppo di giovani registi che vogliono diciamo, mettersi in rete, appunto, fare sistema e dare anche delle proposte, no? Su questo settore in una regione che insomma, tra l'altro sta ripartendo grazie alla Calabria Film Commission. Raccontaci un po'. Questa è la realtà. Noi siamo nati, Rete Cinema Calabria è nata all'inizio del 2017, siamo un gruppo già abbastanza assortito, all'interno ci sono autori, sceneggiatori, registi, videomaker, fotografi, autori di teatro, attori e soprattutto tecnici del sistema e del mondo del cinema. Abbiamo deciso di metterci assieme perché ci rendiamo conto che in questo momento specifico le sole istituzioni non possano bastare, noi invece di lamentarci come facciamo solitamente un po' noi artisti, abbiamo deciso di organizzarci per dare una mano alla Regione Calabria piuttosto che alla Film Commission Calabria per poter insieme creare delle collaborazioni che nel futuro possano diventare abbastanza fruttifere. Vi siete anche diciamo, autocensiti, nel senso avete fatto una specie di censimento, no? Per cercare di capire le professionalità che esistono sul territorio, no? Perché il primo problema è proprio quello di capire insomma, se ci sono delle professionalità, se ne mancano alcune, se bisogna fare un lavoro di formazione. Voi su questo state cercando di dare un vostro contributo? Sì, su questo ci siamo mossi in maniera trasversale, come giustamente tu hai elencato. Ci sono soggetti che operano direttamente in Calabria e vivono in Calabria, quindi con residenza, con le loro produzioni o associazioni, oppure ci sono anche altri autori e tecnici al di fuori della Calabria, comunque sempre calabresi. Il nostro tentativo è quello di organizzare un collettivo che possa spingere il cinema calabrese all'interno della regione, specialmente nei paesi che hanno, come dire, maggiori difficoltà ad avere un piccolo cinema, un cineclub, un cineforum. Quindi avete fatto già delle attività su questo? Sì, abbiamo vero? cominciato con questo progetto regionale di fuoricampo, andremo in giro per 12 paesi un po' periferici, portando il nostro contributo cinematografico, facendo dei workshop con dei senior che spiegheranno diciamo, più tecnicamente che cosa significa fare cinema nei vari ambiti, quindi dalla regia fino all'audio, fino al montaggio, la color correction e anche la produzione, che è una questione molto importante, mentre poi noi assecondiamo questi senior, siamo definiti junior, e quindi ci dedichiamo a loro e diamo il nostro apporto per quanto riguarda le nostre conoscenze e le nostre potenzialità, poi facciamo una serie di proiezioni, facciamo vedere i film, i cortometraggi. In Italia quando si parla di giovani registi, poi si parla di insomma, professionalità che hanno più di 40 anni. Sì. No? Questo è un gap che ha il cinema italiano, non dà spazio ai giovani nei tempi giusti, certo. Quindi poi alla fine un giovane regista si ritrova ad avere 45-46 anni. Sì. In America invece insomma, ci sono candidati agli Oscar che non arrivano neanche a 30 anni, no? Ecco, questo è un problema non calabrese, è un problema nazionale. Questo sì è un problema nazionale e penso che sia un problema proprio del Mediterraneo europeo, perché c'è una struttura diversa di costruire il cinema. In Nord Europa, ad esempio, tutte le film commission regionali e nazionali si uniscono anche di diverse nazioni per poter fare un calcolo di 15, 20, 30 progetti annui, si mettono insieme, trovano i soldi attraverso le istituzioni, il product placement, e quindi poi danno la possibilità ai giovani talenti del loro territorio di potersi esprimere e quindi uscire con film entro i 35 anni. Grazie al nostro Pierluigi Sposato, regista, in bocca al lupo per il tuo film Crepi. Judas, e naturalmente a Rete Cinema che sta lavorando tanto bene, quindi in bocca al lupo a tutti i ragazzi. Allora, a questo punto, chiusa questo spazio dedicato alla rubrica del cinema, io invece chiamo la nostra sommelier Mariangela perché dobbiamo parlare di vino, anche perché insomma l'orario comincia a essere interessante per un bicchiere di vino. Buonasera cara. Allora, perché noi parliamo di cibo, poi insomma più tardi ne parleremo, però parleremo di impiattamenti, però a me interessa anche sapere come si deve servire il vino a tavola. Assolutamente, sembra una domanda da nulla, ma in realtà si aprirebbe un ventaglio di informazioni infinite. Cercherò di ridurlo come meglio posso, nel senso che tendenzialmente il bicchiere da degustazione è un bicchiere standard che serve per tutti i vini, in modo da degustare il vino nelle sue varie tipologie, sempre nello stesso bicchiere, senza penalizzarle appunto le sfumature odorose o il resto. Invece a tavola o comunque nella ristorazione tendenzialmente si potrebbe avere un bicchiere per ogni tipo di vino. Questa sera allora mettiamo subito in pratica la degustazione, ti posso far degustare un calabrese, quindi okay. Siamo negli autoctoni. Adesso quindi rimaniamo questa in volta zona, invece ecco, beviamo un vino
di vitigno autoctono, il Esatto, calabrese. esatto. Raccontami un po' la qualità di questo vino. Allora, il vitigno quindi nasce proprio nella nostra Quindi regione, zona di molto Malvito? autoctono. È Zona- molto diffuso è in molto tutta la diffuso. Calabria in realtà. Nello specifico questo viene coltivato e vinificato nella zona di Malvito nel Cosentino. Nel Cosentino. Però insomma diciamo che si presta alla coltivazione un po' in tutta la Calabria, anche nel sud Certo. in generale. È un vino che si presta molto all'invecchiamento. In questo caso, come ti dicevo, viene vinificato in purezza, quindi assaggeremo questo vitigno direttamente vinificato in purezza. Lo andiamo a degustare in questo calice, che è un po' più ampio rispetto al calice standard di degustazione, perché ci permette appunto di far fuoriuscire e apprezzare quelle che sono le Quindi caratteristiche praticamente i calici ci odorose. sono quelli un po' più stretti e quelli Esatto. come questo che hanno invece l'apertura un po' più ampia, perché così favoriscono il le profumo, sfumature le sfumature. odorose, esatto, consentono Perché al che vino di sfumature ha adesso? ossiggenare. Scopriamo? Lo scopriamo subito. Ovviamente è un vitigno a bacca rossa, come ti dicevo della zona. Sicuramente poi proviamo, vediamo che cosa ci senti tu in questo vino, Ecco. sperimentiamo questa Sono un sera. po', non è che sono bravissima come te, ma vediamo, vediamo. Senti, naturalmente volendolo dare qualche consiglio alle nostre, spettatrici, no? Che vogliono magari essere precise quando mettono, insomma, quando fanno la tavola, i calici come li dobbiamo scegliere? Allora, i calici vanno I ballon ovviamente- poi si chiamano, no? Sì, Vero? esatto, i calici vanno scelti ovviamente in base alla tipologia del vino che andiamo a degustare, quindi se abbiamo un bianco che è magari molto giovane andremo a favorirlo, a servirlo in un bicchiere che sia un po' più stretto, in modo da far confluire tutti i profumi del vino. In questo caso invece che abbiamo un rosso annata 2016 lo andiamo a servire in un bicchiere che abbia comunque un'apertura un po' più larga, quindi ci consenta di un po' far ossiggenare il vino nella parte bassa del bicchiere e poi Ricordiamo apprezzare le sempre note. che dopo che l'abbiamo versato un attimino lo dobbiamo far ossigenare, non è che ce lo beviamo subito un a po', fondino. sì, consideriamo che comunque è rimasto Ecco. chiuso in bottiglia, quindi va è sempre meglio un se gli po'. diamo il tempo di aprirsi e respirare. Allora, ecco qua, questo è il momento che mi piace di più oramai, questo momento intimo tra me e Mariangela, ci beviamo questo bicchiere di vino. Allora, fammi sentire. Come ti dicevo, essendo un vitigno a bacca rossa, quindi abbiamo ovviamente delle sfumature cromatiche che vanno sul rosso rubino, come vedi è molto brillante, anche non ha particolari note colorate, quindi si vede tranquillamente al di là del bicchiere. Lo avviciniamo al naso, vediamo che... Sì, sentiamo. Sentiamo appunto una frutta matura, una bellissima frutta rossa matura, quindi anche qui delle note di sottobosco, piccoli frutti, delle fragoline, anche una leggera confettura, quindi se ci pensi un po' magari richiama delle note di frutta confetturata, sì. E poi sul fondo ci sono delle note leggermente tostate e anche qualche spezia, qualche spezia dolce, possiamo sentire magari della vaniglia. Sì, ma questo qui come si associa? Cosa si associa? A quale tipo di piatto? Allora, per capire in realtà il piatto dovremmo assaggiarlo prima, così vediamo in base alle caratteristiche che il vino allora ha in assaggiamolo bocca, e poi ci diciamo abbiniamo un ok. piatto. Come vedi in bocca è morbido, però ha un tannino anche abbastanza giovane, quindi come ti dicevo si presta anche a un invecchiamento. Ci può stare bene un piatto di carne, magari una carne un po', anche una bella tagliata, in modo che il tannino possa asciugare quella Quindi insomma la questo grassezza, sì. è un vino bello, è un vino forte, diciamo che ha bisogno anche di un bel piatto corposo. Esatto, Ecco. diciamo che esprime al meglio la calabresità. Sì, ma infatti lo sento che mi è sceso proprio... Mi è arrivato subito, è buonissimo veramente. Quindi questo invece è un vitigno autoctono, dicevamo, calabrese, ma infatti si sente bello tignoso, a carattere. Allora, grazie alla nostra sommelier, alla nostra Mariangela. Noi a questo punto diamo la pubblicità e poi torniamo a È sempre domenica. Don't be afraid to catch fish.
tempo ed io gelo nel sangue ancora. Io vorrei ritornare laggiù da lei, ma so che non andrò. Queste son situazioni di contrabbando, meglio star qui seduti a guardare il cielo davanti a me, Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh. Intorno a lei, la chitarra risuonerà per quanto tempo ancora, e il mio amore per lei, i suoi passi accompagnerà nel bene e nel dolore. Queste son situazioni di contrabbando, tutto si può inventare, ma un matrimonio non si può più. Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh Messico e nuvole, la faccia triste dell'America, il vento soffia la sua armonica, che voglia di piangere, oh. E grazie al nostro Stefano Battaglia. Adesso ci spostiamo velocemente nel nostro studio qui da Teleeuropa Network, perché siamo appunto nel momento dedicato alla dermopigmentazione con la nostra Paola Ambrogio. La nostra Maria Assunta è rimasta con noi, insomma, per anche un'altra sperimentazione facciamo su di te oggi. Fai la cavia. No, non è vero. Allora Paola, raccontaci un po' le tendenze appunto su questa tecnica. Scusate il gioco di parole, sul folto, cioè le sopracciglia in questo momento vengono sempre richieste di più folte. Fino a qualche anno fa si utilizzava la tecnica diciamo abbastanza sottile, la classica sopracciglia tatuata di un tempo era quella molto sottile, molto lineare, senza nessun tipo di sfumatura. Oggi invece, come ho detto anche in precedenza, si utilizza questa sopracciglia molto folta con tendenza a pelo e sfumatura, che crea chiaramente un senso di profondità al lavoro, quindi di naturalezza. È permanente oppure ci sono, diciamo, si può scegliere? Allora, questo... spesso si dice trucco permanente o trucco semipermanente. È semipermanente perché nel tempo il colore sbiadisce, si schiarisce per via dell'evoluzione della pelle, per via dell'età, per via di tante cose. È permanente perché un leggero segno rimane sempre, quindi fondamentalmente quando si decide di fare trucco permanente bisogna essere coscienti del fatto che comunque un leggero segno rimane. Poi con il tempo bisogna fare dei ritocchi, sostanzialmente i ritocchi vanno dagli 8 ai 12 mesi, poi dipende dal tipo di pelle, se la pelle è particolarmente grassa richiede dei ritocchi più ravvicinati ogni 6-7 mesi, se invece la pelle è secca una volta all'anno va bene, magari c'è chi fa molte lampade, chi fa molti peeling, chi fa molti scrub, in quel caso i ritocchi sono più frequenti, però sì, bisogna andare a riprendere il colore perché noi nella nostra pelle abbiamo delle cellule che si chiamano fagociti. Questi fagociti cosa fanno? Per difesa mangiano tutto ciò che di esterno viene inserito in pelle e di conseguenza questa operazione delle cellule non fa che far sbiadire il colore sulla pelle. Importante però è la tua regola? Assolutamente naturalezza, sempre in ogni caso. Grazie alla nostra Paola Ambrogio, insomma poi racconteremo ancora tante altre sfumature appunto, assolutamente della dermopigmentazione. Adesso però ci occupiamo di sport e parliamo
parliamo di sport estremi in questo caso, quindi ci spostiamo adesso nel nostro salotto e parliamo di Sila Trevette. Buonasera, ciao. Benvenuto Pippo Guzzo e benvenuta Mara. Eccolo qua. Eccolo, con la bicicletta siete venuti attrezzati perché appunto Sila Trevette, la seconda edizione è pronta, no? Siete oramai carichi. Sta bollendo. Sta bollendo, si parla di un circuito estremo appunto che si svolge nelle nostre belle montagne in Sila e che si svolgerà, raccontaci un po' Mara. Allora, si svolgerà a gennaio 2018 a partire dal 26, 26, 27, 28, 3 giorni di sport nel cuore del Parco Nazionale della Sila, con partenza da Camigliatello Silano. Quest'anno abbiamo previsto 3 circuiti, uno da 70 km, uno da 30 km, uno da 10 km, per appunto questa sfida estrema, questa Winter Challenger unica nel sud Italia. Poi ci saranno un po' tutti quanti, diciamo, i tifosi, le persone che insomma sarà bello anche da questo punto di vista. Un'altra grossa novità, trasformeremo il centro di Camigliatello in una pista di sci, quindi tutti potranno sciare fino a notte nel paese e chiaramente il tutto allietato da live band che inizieranno dalla mattina del sabato fino a sabato. Quindi dal 26 28 gennaio. Senti, questa bicicletta è particolarissima, ce la racconti Pippo? Perché queste sono le biciclette che si utilizzano per questo tipo di circuiti estremi. Sì, questa è la bicicletta che ha lanciato la Sila Trevette ad essere ormai una competizione riconosciuta nel mondo. Questa è una fat bike, quindi una bici dalle gomme grasse, così come detto nella traduzione inglese, ed è una bici particolare che consente di camminare nella neve. Per cui diciamo che è l'unico modo per viaggiare. Chiaramente bisogna essere atleticamente preparati, ha delle caratteristiche, la vediamo già dalle gomme molto larghe, cioè fuori dall'usuale, e ha una meccanica e un rapporto che chiaramente consente di galleggiare sulla neve. Senti, queste biciclette quindi quali percorsi attraverseranno in Sila? In Sila abbiamo una gara, la riservata diciamo, ad atleti che stanno arrivando un po' da tutto il mondo sostanzialmente, e praticamente partiranno alle 22, quindi notturno da Camigliatello. Perché poi questa Sila Trevette appunto si svolge di notte soprattutto, sì, vero? Praticamente questa è un po' la particolarità. Parte di notte, qualsiasi esse siano le condizioni meteo, gli atleti avranno a disposizione una traccia GPS che noi chiaramente stiamo preparando, attraverseranno dei boschi che durante l'inverno praticamente l'uomo non ci accede. Allora, grazie a Mara Carchidia, a Pippo Guzzo dell'associazione ASD TMC 360 Sport, in bocca al lupo per Sila Trevette seconda edizione. Siamo tornati alla rubrica della cucina, della ricetta della domenica, e siamo nuovamente in questa seconda puntata con Antonio Biafora, giovane chef calabrese, già insomma pluripremiato, che questa volta ci racconta un po' invece come si deve impiattare un bel piatto della domenica da grande chef. Benvenuto. Grazie. Allora, intanto non ci sono più delle regole precise su come impiattare, questo si lascia infatti molto spazio alla propria immaginazione, al proprio essere, alla propria fantasia. Ciò non nasconde ovviamente che bisogna avere comunque sempre saldo il concetto del rispetto della materia prima, nel senso che comunque il prodotto deve essere stressato e lavorato il meno possibile, e quindi anche nel piatto in automatico questo concetto te lo devi riportare. Ti puoi fare influenzare tantissimo da quello che ti sta intorno,
sono dai tuoi hobby, dalle tue passioni. Infatti molti chef importanti vengono influenzati da quadri, dalla pittura, dalla musica. Beh, bisogna avere un pochettino di background culturale, sì, no? sì. Ecco, riferirsi un po'. Beh, cominciamo a vedere un po' qualche piatto, perché ci hai portato qualche tuo piatto. Allora, vediamo un po'. questa è una soba al pomodoro, questo è un retaggio dal mio viaggio in Giappone. Loro mangiano praticamente questa pasta fatta di grano saraceno. Buonissima. E praticamente la loro particolarità è che queste paste non vengono mantecate, ma vengono sempre servite a parte con l'intingolo appunto in una ciotolina, quindi bisogna praticamente pucciarle all'interno. Noi abbiamo ripreso il concetto della loro soba al pomodoro, dalla loro soba, quindi questo brodo di alghe, l'abbiamo riportato nella nostra regione facendo questa salsa di pomodoro. La pasta è fatta anche quella con un grano locale e quindi praticamente il concetto di passare la pasta nel pomodoro. Alla fine stiamo mangiando semplicemente una pasta al pomodoro. Una pasta al pomodoro, però insomma con una rivisitazione un po' orientale. Esatto. Ecco, infatti poi l'hai messa su questo, diciamo, piatto di legno, no? Su questa... Sì. Mi sono aiutato anche con dei germogli e delle erbette del nostro orto, poi per ricordare un po' questo senso orientale. Invece adesso... Questo è un piatto che racconta un po' il concetto della transumanza. Praticamente Voi siete di San Giovanni in Fiore, siete proprio nella bellissima Sila, e quindi la transumanza è sicuramente un momento importante. Quindi sulla parte sinistra abbiamo da noi si chiama rionella, qua a Cosenza si chiama mazzacorde, praticamente questo pezzettino di trippa col budello che viene arrotolato. E a destra c'è invece questo viaggio che fa l'animale. L'abbiamo diviso in 3 particolari alture. Iniziamo dalla parte più bassa perché abbiamo dal mare, quindi perché abbiamo messo una parte sapida che sono delle sarde sotto sale. E la parte vegetale invece è praticamente un cavolo che quindi rappresenta un po' la collina, un cavolo tenuto in salamoia. Poi abbiamo fatto una finta senape con degli aghi di pino che rappresentano proprio la montagna. Quindi il cibo di questo animale dal mare verso la montagna. Diamo una regola anche nell'impiattamento: non riempite i piatti colmi, assolutamente vero? no. Basta, diciamolo da chef. Sfatiamo questo tabù che si mangia meglio se si mangia tanto, no, è meglio mangiare più portate ma fatte bene. Tu devi alzare la tavola che comunque stai bene, se ti alzi la tavola che ti senti gonfio, che non stai bene, il cuoco ha fallito qualcosa durante l'esecuzione del percorso. Quindi attenzione, se fate sbragare i vostri insomma, c'è qualche ospiti, errore. no, c'è qualche errore, cercate di togliere. Questo qua è un dolce invernale ed è praticamente verza bruciata, clementina e mandorla, dove praticamente con la clementina abbiamo fatto un gelato. La verza, questo ricorda un po' della verza che faceva mia nonna, che la faceva sempre attaccare sulla padella, e la verza è più buona quando si attacca. È vero che è croccantina. Quindi noi abbiamo caramellato questa verza e l'abbiamo bruciata, l'abbiamo cannellata praticamente, Ecco. quindi c'è questo sapore amaro, dolce della verza e poi tutti quanti ingentilite da questa rotondità della mandorla. Senti, ma hai usato le lattine? Sì, quello è un concetto di sostenibilità, perché abbiamo Bello. utilizzato una lattina che è stata prodotta del materiale riciclato. Che è una cosa che adesso è importante, no? Quindi anche a casa cerchiamo di riprendere i barattoli, vero, di vetro, o comunque le lattine. Ma poi il concetto di sostenibilità è una cosa che sto facendo mia e fa parte proprio di un percorso nel ristorante, un menù che si chiama sostenibilità. Bellissimo. Allora, ok, grazie ad Antonio Biafora, il nostro chef direttamente da San Giovanni in Fiore, nel suo ristorante che è aperto da pochissimo, lo ricordiamo, da 42 anni. Ma vi state preparando per i 50? Sì, abbiamo 8 anni, quindi abbiamo tempo di pensarci ancora. Ecco, allora grazie ancora. Si chiude questo momento dedicato al piatto della domenica, vi abbiamo un pochettino indicato come si impiatta un bel piatto della domenica e a questo punto invece lascio la parola al nostro Cataldo Calabretta, al nostro Cat che è in giro, chissà chi ha incontrato quest'oggi. Saluto il dottor Davide Lazzari e il dottore Francesco Castello, chirurghi plastici ed estetici. Dottor Castello, si sente sempre più parlare di chirurgia estetica non invasiva, ma di che cosa si tratta? Si tratta fondamentalmente di un'esigenza da parte del paziente di avere un rientro in società il più rapido possibile, quindi un trauma il più piccolo possibile, comunque sempre con dei buoni risultati, per cui le tecniche si sono evolute come nelle altre chirurgie dove esiste la chirurgia endoscopica o altri tipi di chirurgie che sicuramente hanno ridotto molto i tempi di recupero. Anche in questa le tecniche sono evolute, quindi cicatrici più piccole, traumi più piccoli, ripresa sicuramente molto più rapida, con dei risultati non equivalenti all'intervento normale, ma sicuramente buoni. Sicuramente. E in quali casi è più efficace? La chirurgia mini-invasiva sicuramente quando si tratta del viso siamo sicuramente più efficaci, per cui mini lifting o cose del genere è sicuramente più efficace. Dottor Lazzari, c'è un'età che
che consente di accedere alla chirurgia estetica? C'è un limite oltre il quale si può andare o no? Non esiste una vera e propria fascia d'età, un limite d'età. Diciamo che è corretto parlare di interventi diversi a seconda della fascia d'età, perché cambiano ovviamente le esigenze del corpo e del volto. Per una fascia d'età giovanile tra i 18 e i 30 anni sicuramente esistono gli interventi più richiesti sono la mastoplastica additiva, la liposuzione e il naso. Successivamente in periodo di gravidanza, quindi dai 35 ai 55 anni, tutti gli interventi di estetica di pancia e seno che mirano a correggere gli esiti della gravidanza sono i più richiesti. Ovviamente nella tarda età si dà più spazio alla faccia, quindi con gli interventi sulle palpebre e gli interventi sul volto per il lifting. Diciamo che il trend è quello che ci si approccia alla chirurgia estetica sempre prima, perché gli interventi, come diceva il mio collega, sono sempre meno invasivi e al tempo stesso la medicina estetica ha permesso di togliere la paura dell'estetica nei pazienti, per cui sia uomini che donne si affacciano quasi in egual misura verso questi trattamenti. Siete gli autori di Chirurgia e Medicina Estetica dalla A alla Z. Che cosa raccontate in questo manuale? Allora, questo manuale prende spunto da una serie di episodi che sono occorsi durante le nostre visite. Sempre più frequentemente i pazienti vengono da noi e ci chiedono interventi particolari o trattamenti particolari che in realtà non esistono, frutto di una disinformazione nata sul web o in televisione, per cui ci siamo messi a sedere e abbiamo recuperato un po' tutti i termini disponibili in chirurgia estetica e medicina estetica, abbiamo dato delle definizioni oggettive e precise senza dover in qualche modo spingere il paziente verso l'intervento, ma semplicemente chiarendo di cosa si tratta e quali sono le indicazioni e le conseguenze dei vari interventi. Dunque una guida pratica per muoversi nei meandri della chirurgia estetica. Una guida pratica sì, sicuramente sì, come diceva il mio collega è un'idea che ci è venuta in mente durante le visite, proprio perché noi italiani siamo dei tuttologi, per cui i pazienti arrivavano dicendo nomi evidentemente imparati su internet, letti nelle riviste eccetera, riferendosi a delle cose che veramente inesistenti, per cui è venuta proprio fuori per questo questa idea di creare una guida semplice, pratica, dove almeno capire di che cosa si tratta l'argomento di cui se ne vuol parlare. Grazie. Grazie. Allora, grazie Cataldo, siamo rientrati in studio, è il momento di un'altra ospite, siamo con Chiara Penna, avvocato penalista e criminologa. Benvenuta. Ciao, sei tornata in questa seconda puntata e torniamo a parlare con te di fatti di cronaca, no? Che poi però aprono grandi dibattiti a livello nazionale. L'ultimo caso di cronaca riguarda le molestie sul lavoro. In realtà questo tema è esploso qualche tempo fa con il caso americano del produttore Weinstein e da lì poi da oltreoceano è arrivato qui in Italia e ha scosso anche il mondo del cinema italiano. Però a questo punto il dibattito è diventato ampissimo e un'ultima vicenda di cronaca addirittura pone insomma, una polemica nel mondo della FIGC. Il presidente della FIGC è travolto da questa denuncia di una dirigente per molestie sul lavoro e quindi in realtà dal mondo dello spettacolo si parla poi appunto, si allarga un po' a tutto il mondo del lavoro. Le donne insomma subiscono molto spesso questo tipo di appunto atteggiamenti. Sì, non è certamente un argomento nuovo, è un argomento che, come hai detto tu, è venuto alla ribalta nuovamente adesso. Le violenze sessuali sono ben regolamentate dal nostro ordinamento e chiaramente bisogna anche stare molto attenti perché le denunce di molestie appunto di natura sessuale sul lavoro possono diciamo, avere anche dei risvolti particolarmente odiosi. Io definisco questo tipo di reati odiosi sia per chi li diciamo, riceve, sia per chi viene accusato di questo tipo di reati. Perché? Perché il reato di violenza sessuale ricomprende una molteplicità di condotte che non vanno diciamo, a
canalizzarsi solo in quello che noi definiamo come atto sessuale vero e proprio, perché la giurisprudenza con il concetto di violenza sessuale va ad intendere una molteplicità di azioni che sostanzialmente vanno a minare quella che è la libertà di autodeterminazione della persona che li subisce nella propria sfera sessuale, quindi può ricomprendere anche molestie di questo tipo, quindi non riconducibili a atteggiamenti volti ad intaccare quelle che comunemente vengono definite delle zone erogene, e sono dei reati difficili anche da accertare, perché per questo tipo di procedimenti è chiaro che nella maggior parte dei casi basta soltanto la parola della persona offesa a fondare una sentenza anche di condanna. Pertanto deve essere sottoposta ad un attento vaglio circa la credibilità. Va scandagliata un po' la vita della vittima. Purtroppo sì, il rischio di vittimizzazione secondaria è anche molto alto, perché per vittimizzazione secondaria si intendono sostanzialmente quelli che sono i danni che una persona poi subisce successivamente alla denuncia, anzi proprio al momento della denuncia, se per esempio questa denuncia non viene raccolta da personale specializzato o comunque adeguato, e poi tutti quelli che sono i danni successivi volti per esempio che si determinano quando viene sentita in dibattimento, per quanto poi ci sono delle accortezze, per esempio si può chiedere che l'udienza sia a porte chiuse. Si cerca di tutelare, insomma, però il rischio è molto alto. In realtà tutto quello che noi insomma, stiamo ascoltando e stiamo leggendo in questi mesi, diciamo, in realtà sono solo denunce mediatiche, non si parla poi di denunce che poi hanno in realtà un finale in tribunale, no? Anche perché si parla molto spesso, nel caso per esempio di Asia Argento o di altre attrici, di vicende che sono avvenute molto tempo fa, e quindi non c'è più neanche in realtà i tempi per poter denunciare. Allora, per questo tipo di reati è possibile presentare una denuncia entro 6 mesi dal fatto, e già il termine è esattamente il doppio rispetto a quello previsto per gli altri reati procedibili a querela, e il motivo è proprio perché si è dilatato il periodo per poter proporre querela in virtù del fatto che è difficile metabolizzare questo tipo di azioni quando le si ricevono, ed è difficile anche parlarne e denunciare. Ora, le denunce che avvengono dopo diversi anni, ma sono appunto più che denunce, sono delle denunce mediatiche, ecco. Qualora appunto questi fatti fossero riscontrati, fossero veri, purtroppo non sono perseguibili più in sede penale, però chiaramente sì, sul fatto che in realtà i tempi probabilmente non sono così diciamo giusti forse per rielaborare una vicenda così drammatica magari per una donna. A mio avviso, da un punto di vista strettamente tecnico, ritengo che i tempi siano quelli previsti dal legislatore siano corretti, perché, ripeto, questo è a garanzia anche di chi eventualmente subisce un'accusa del genere, che, ripeto, è un'accusa molto infamante, quindi i termini previsti sono, a mio avviso, più che corretti. Il discorso è più ampio, è chiaro, poi se si tratta di minori per esempio è procedibile d'ufficio, però pensare di poter rendere procedibili d'ufficio tutti questi reati potrebbe creare un problema opposto, potrebbe intasare per esempio la procura, l'attività degli inquirenti che poi si troverebbero a doversi districare tra una molteplicità di denunce, di fatti che se dovessero risultare infondati, giusti della giustizia, potrebbero creare dei danni poi alle vittime effettivamente reali. Il discorso è che tutto si gioca sul consenso, cioè la libertà, quello che viene tutelato è la libertà di autodeterminazione nella propria sfera sessuale. Ecco, se un soggetto, una persona si sente minata in quella che è la propria libertà di autodeterminazione, è chiaro che esiste l'induzione a compiere gli atti sessuali che viene sostanzialmente posta in essere da un soggetto che ha in quel momento una posizione di predominanza anche da un punto di vista psicologico, quindi c'è una persona che magari ha una fragilità psicofisica, c'è una persona che occupa una determinata posizione, capire, diciamo, se in c'è che termini quella ecco. persona poteva scegliere. Allora, se quella persona poteva scegliere perché aveva tutti gli strumenti psicofisici per potersi autodeterminare in maniera differente, allora non c'è violenza sessuale. È chiaro che
Insomma, difficile. è molto sottile ed è molto difficile Certo. nel mondo del lavoro riuscire a identificare quando si tratta di Beh, sì. molestia o di un avanzo un po' più... Poi da un punto di vista penale rientrano tutte nella violenza sessuale, ovviamente poi sta alla discrezionalità del giudice stabilire in che misura eventualmente determinare una pena in relazione Allora, a quel io fatto. ringrazio Chiara Penna anche perché insomma sono argomenti che avrebbero bisogno di molto più spazio, però noi cerchiamo di dare degli spunti di riflessione naturalmente ai nostri spettatori partendo anche un po' dalla cronaca, no? Appunto attuale, poi i temi sono piuttosto appunto delicati. Ecco. Chiara poi tra l'altro insomma è ospite da noi più o meno fissa, però anche alla vita in diretta, quindi insomma ruba un po' del tempo anche alla trasmissione a vita in diretta per essere con noi e darci la possibilità appunto di fare delle chiacchierate appunto su temi così importanti. Allora noi siamo in chiusura appunto della puntata, grazie alla nostra Chiara Penna, avvocato penalista di Cosenza, lo Sì, diciamo, assolutamente. ecco, e criminologa. Ti riavremo nelle prossime puntate. A questo punto il nostro Stefano Battaglia, la nostra band, siamo in chiusura. Respirerò l'odore dei granai, pace per chi ci sarà e per i fornai. Pioggia sarò e pioggia tu sarai, i miei occhi si chiariranno, fioriranno e ne vai. Impareremo a camminare per mano insieme a camminare. Domenica, domenica. Aspetterò che aprano i vinai, più grande ti sembrerò e tu più grande sarai, e nuove distanze ci riavvicineranno, dall'alto di un cielo diamante i nostri occhi vedranno. Passare insieme soldati e spose, ballare piano in controluce, moltiplicare la nostra voce, per mano in pace, soldati e spose. Domenica, domenica. Stefano Battaglia, la nostra band che ci accompagna ogni domenica, grazie mille per questa chiusura. La nostra Linda Suriano, salutiamo la Carly Fashion, insomma, che produce questa trasmissione che conduco io e il nostro Cataldo, che insomma siamo un po' orfani di Cataldo, ma dalla prossima puntata ci sarà anche lui qui appunto in studio. Grazie a tutti insomma per averci seguito, alla prossima domenica. Ciao. Linda.